Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio in collaborazione con l'FNP CISL. In questo caso il tema che andiamo ad affrontare sarà con due segretarie, una Mari Pallaro, ben ritornata, segretaria generale della funzione pubblica del Veneto, sempre CISL, grazie di essere qui con noi, collegata naturalmente da remoto. Come collegata da remoto è anche Maurizia Rizzo, segretaria generale Fisascat CISL Veneto, grazie anche a lei. Ma il tema riguarda il mondo degli anziani perché dobbiamo affrontare ancora, perché è di estrema urgenza, la questione delle case di riposo che hanno subito delle gravi ripercussioni a seguito della pandemia, hanno fatto emergere ancor più le fragilità, le criticità del sistema che non era stato ancora riformato e che quindi è estremamente importante rivedere perché sono strutture che hanno una caratteristica, una connotazione sempre più di carattere sanitario. Ma allora cosa si può fare? Cosa è successo e come si pone anche il sindacato dei pensionati nei confronti di chi gestisce il tutto e anche le istanze che sono state presentate, le risposte che sono state date dalla Regione. Allora, Mari Pallaro, cominciamo un po' con lei. Sì, buongiorno a tutti. Allora, intanto dobbiamo dire che purtroppo le criticità che noi avevamo individuato anche in tempo di non coronavirus, oggi in questa emergenza si sono manifestate in tutta la loro forza. 330 sono le strutture tra pubblico e privato che noi abbiamo in Veneto e hanno al proprio interno circa 33.000 ospiti e occupano 31.000 dipendenti. Questa divisione, questa frammentazione di tante strutture ha comportato che poi non sono stati in grado di affrontare quelle misure organizzative che erano necessarie per poi far lavorare in sicurezza gli operatori e mantenere in sicurezza gli ospiti. Perché purtroppo quegli elementi di minima per messa in sicurezza, che può essere banalmente la divisione tra ospiti positivi e ospiti negativi, cioè, che non è stata possibile, vediamo che purtroppo è stata una delle cause che ha portato a questo alto numero di contagiati che poi purtroppo per proprio il tipo di ospite che abbiamo, per cui anziani, con pluripatologie ha portato che poi abbiamo purtroppo un alto numero di decessi. E pertanto noi ribadiamo con forza ed è ancora più attuale quelli che erano i principi sulla quale si basava la nostra proposta di modifica di questo settore, cioè fare strutture che avessero in qualche modo più grandi e che fossero coordinate all'interno del sistema distrettuale e che avessero poi come committenza un'unica struttura, perché poi abbiamo visto che un altro dei problemi è stato quello della messa a disposizione dei DPI e fin tanto che non sono arrivati i DPI dalla parte delle ULS, che sarebbero i dispositivi di sicurezza sostanzialmente, certo, mascherine, guanti e quant'altro. Mascherine, i guanti, i camici, è ovvio che dentro strutture il personale, gli operatori che vengono dall'esterno e che entrano nelle strutture hanno portato poi, di fatto, possono aver portato poi anche il contagio all'interno di queste strutture. Per cui questi sono gli ambiti sui quali sarà assolutamente necessario mettere mano e andare insomma a lavorare. Ecco, però lo interrompo un attimo, anche i presidi di tutela del personale che lavora all'interno delle strutture, se viene considerata una struttura di tipo sanitario, sono diversi che se non fosse una struttura di semplice accoglienza, ricettività o quant'altro di tipo diverso o sociale, perché naturalmente ci sono anche delle tute che hanno una certa caratteristica, ci deve essere un'attenzione particolare alla salute, perché se sono pazienti, sono persone fragili, cambia anche il tipo di protocolli che devono essere utilizzati, no? Se invece non c'è questo... Diciamo che c'è stata una sottovalutazione complessiva in queste strutture, perché noi il fenomeno, la preoccupazione l'avevamo manifestata già quando si era manifestata all'interno delle strutture sanitarie, proprio perché conoscevamo la fragilità degli ospiti che ci sono dentro. È anche vero che in una fase iniziale purtroppo
neanche all'interno delle ULSS noi avevamo a disposizione i dispositivi. Solo nell'ultimo periodo possiamo dire che siamo arrivati a regime. Sappiamo che era la Protezione Civile poi che distribuiva questo materiale, e questo materiale è stato distribuito in primis all'interno delle strutture sanitarie, lasciando sguarnite le RSA, le case di riposo, e questo è stato uno dei fattori che ha contribuito all'emergenza. In tempi ordinari dentro queste strutture non sarebbero necessari i dispositivi di sicurezza, ma è evidente che nel momento in cui noi abbiamo un'emergenza di questo tipo, con il paziente che è quello privilegiato per il virus, queste erano una delle condizioni che noi dovevamo, dalle quali dovevamo partire dall'inizio. Certo, a questo punto il personale, quindi personale di due tipologie, il personale per le pulizie sostanzialmente, per l'attenzione ordinaria che deve essere attuata nella struttura, e personale invece di supporto alle persone malate, quindi questa è una prima fase. E poi naturalmente le visite nelle strutture, questo è l'altro aspetto che può aver portato all'interno il contagio. Certo, noi abbiamo, nel momento in cui queste strutture erano aperte e non avevano i controlli adeguati, è ovvio che il virus ha girato all'interno. C'è anche una terza modalità che poi la Regione nei vari protocolli non ci ha messo, insomma, non ha preso delle posizioni, e che erano pazienti che venivano dagli ospedali, non dimessi a causa del coronavirus, però sappiamo che gli ospedali stessi erano in qualche modo originari di questo virus, per cui spostando ospiti dall'ospedale verso le strutture, verso l'RSA, senza i tamponi preventivi, hanno portato all'interno delle stesse strutture poi il virus. Certo, quindi senza i tamponi preventivi. Comunque la questione dei tamponi adesso poi emerge che un po' è stata generale come mancanza, come non vision nell'attuare qualche tipo di provvedimento. Maurizia Rizzo, i numeri sono importanti anche del personale coinvolto nella pandemia. Si parla di più di 1000 persone che hanno contratto il virus, che lavorano all'interno delle strutture. Sì, diciamo che esattamente noi siamo nella condizione di aver proprio raccolto tutta la criticità quando è scoppiato il Covid, in quanto già c'era la sofferenza prima del Covid, c'era la sofferenza già del personale che era carente o comunque era sufficiente, appena sufficiente. Con l'intervento e con l'esplodere del Covid noi abbiamo visto che molti ospiti, tramite gli ospiti, gli focolai che si sono formati nelle case di riposo, anche gli operatori sono stati colpiti. E qua è nato veramente un problema grosso, perché chi è rimasto ha dovuto fare grandi turni doppi di lavoro, quindi hanno dovuto ricorrere a delle flessibilità, degli stati di emergenza veramente gravi e importanti e anche disumani. Oltretutto dovevano anche non fare in molte situazioni anche ritorno nella propria abitazione, quindi presso i propri familiari, perché rischiavano di portare a casa anche certo. Lì il virus. Quindi c'è stato un sacrificio molto molto importante, perché eravamo, come diceva la collega, in una fase iniziale dove si lavorava con un'evoluzione del contagio ma senza le protezioni, quindi gli operatori sono stati, tra virgolette, sicuramente coinvolti in un numero importante e non sono state adottate in molte situazioni, non su tutte, perché comunque ci sono state anche delle buone prassi, c'è stato anche chi ha avuto la buona visione e la capacità di isolare il virus, quindi da chi era infetto, da chi non era infetto, proprio per tentare di proteggere il meno il possibile, perché chi era infetto, chi aveva sicuramente necessità, aveva un bisogno e una capacità di intervento anche sanitario superiore rispetto a chi invece aveva nell'area non infetta un bisogno molto più, diciamo, meno curato, più sociale che sanitario.
Quindi questa è stata una situazione che ha sicuramente insegnato molte cose, perché poi gli operatori ne sono usciti e ne sono tuttora chiaramente anche provati da una situazione dove si sono visti non solo persone rimaste a casa in malattia, in quarantena, ma abbiamo visto anche persone che hanno dovuto, sono stati chiamati dalle aree pubbliche sanitarie, quindi sono corse negli ospedali e hanno lasciato vuoti, ci sono stati, diciamo anche, si sono generate situazioni di emergenza dove abbiamo visto in alcuni casi ha dovuto ricorrere anche l'esercito, quindi vuol dire che è una situazione che da subito, credo, la Regione, lamentata fin dall'inizio da noi, doveva comunque essere stata valorizzata per quella gravità. Invece è stata trascurata, gli stessi numeri ci dicono che abbiamo ancora purtroppo una situazione che è diciamo difficoltosa, che è ancora critica, c'è ancora gente che chiaramente perde la vita. Anche ieri ci risulta che sul Veronese siano morte altre persone, quindi vuol dire che non stiamo superando il problema. E quindi è un'attenzione che sulle case di riposo, che siano pubbliche o private, che gli operatori siano operatori sociosanitari o che siano addetti alle polizie o che siano addetti alla mensa o comunque siano le persone che lavorano all'interno di una casa di riposo, vanno protette tutti insieme. E proprio perché il diritto alla salute, credo che questo sia un insegnamento che ci è stato dato da questa situazione di gravità e da una mancata riforma di creare le condizioni di protezione alla popolazione più fragile, a quella più invecchiata, a quella che già presentava dei bisogni molto pesanti prima del Covid. Adesso chiaramente i bisogni sono superiori e quindi bisogna sicuramente studiare qualcos'altro. Ecco, ci sono delle connotazioni particolari, cioè dove le cose sono andate meglio, è stato perché c'è stata una maggior lungimiranza da parte di chi dirige e governa le strutture, oppure una maggior preparazione del personale, o perché le strutture erano di dimensioni tali che hanno consentito un certo tipo di azioni da intraprendere, quindi può in qualche modo dare delle indicazioni per il futuro su come dovrebbero essere anche in generale le strutture, perché se si è detto per esempio che la sanità veneta in qualche modo è riuscita a rispondere meglio che non quella lombarda perché più presente sul territorio, sono state ripristinate delle strutture ospedaliere, Monselice per esempio, che se non ci fosse stato, insomma, il piccolo è meglio, il piccolo diffuso è meglio e più gestibile, oppure il grande con molti numeri può essere più auspicabile, secondo i dati che avete a disposizione? Allora, per quanto è l'esperienza fatta, i grandi hanno dimostrato un tipo di esperienza forse più strutturata, perché avevano anche gli spazi per poter dividere, per poter isolare le persone infette e quindi anche di formare il personale e metterle in condizione chiaramente di protezione maggiore per quel tipo di intervento. I piccoli invece, purtroppo, non avendo gli spazi strutturali, non avendo una visione di cosa significasse fare subito, si sono infettati un po' tutti. Io credo però che qua il problema nel prossimo futuro non sia il piccolo e il grande, sia mettere in rete il sistema in un territorio, farlo coordinare dalle ASL, dai comuni, pubblico e privato. Bisogna mettere in rete i servizi, bisogna applicare piani, proprio piani di adozione, protocolli e creare quella risposta del fabbisogno che ha un territorio dentro a quella realtà, che sia piccola, che sia grande, che sia pubblica, sia privata. C'è una necessità di una sinergia superiore del passato. Quindi questo è sicuramente qualcosa che può aiutare con le esperienze, vista anche la carenza del personale che c'è, perché una delle, tra virgolette, caratteristiche che si è verificata in modo negativo in questo periodo è il turnover del personale, che è passato da una struttura all'altra, una parte nel pubblico, una parte chiaramente passava nelle aree con meno rischi, e in ogni caso abbiamo a che fare oggi con comunque con una carenza nel mercato, dove comunque si è fatto appello persino al bando nazionale della protezione civile, che quindi bisogna che la Regione se ne faccia carico, che non è più sufficiente fare una programmazione triennale minima, ma bisogna fare una programmazione continua triennale, cioè ogni 3 anni, ma superiore a quella che si è fatta. E soprattutto bisogna cambiare i parametri degli operatori, perché gli operatori oggi hanno una necessità di dare risposte superiori a bisogni sanitari più che sociali,
e soprattutto valorizzare anche le relazioni degli ospiti, perché purtroppo in questo tempo, in questi anni, anche prima del Covid, per come è stata parametrata, per come era stata costruita quella legge dove la popolazione era meno vecchia, 20-30 anni fa, oggi è più anziana e ha più bisogni. Il Covid ha fatto scatenare sicuramente un bisogno superiore, che è anche quello sanitario, quindi la Regione deve rivedere tutti i parametri per gli accreditamenti all'assistenza. Ecco, Mari Pallaro, accreditamenti all'assistenza sono un aspetto molto importante e mettono in evidenza la differenza tra pubblico e privato. Voi l'avete sempre sottolineato questo? Allora, ad essere concreti, i dati sull'accreditamento, cioè quello che la legge regionale prevede, che devono avere tutte le strutture pubbliche e private in termini di personale e in qualche modo di qualifica di questo personale, sono uguali sia nel mondo del pubblico che nel mondo del privato. C'è un problema che è trasversale a tutti, che questi parametri che sono del 2002 ovviamente non sono più idonei a garantire il tipo di assistenza che questi nostri anziani oggi hanno bisogno, e per cui questo è un primo tema, cioè quei numeri uguali nel pubblico e nel privato non sono comunque sufficienti a garantire un livello di assistenza adeguato ai bisogni. Altro tema è che poi se nel mondo del pubblico c'è una forma di controllo maggiore, perché il sistema pubblico è all'interno del sistema di controllo dell'area sociosanitaria regionale, ci sono tutta una serie di vincoli maggiori, è ovvio che a volte, non tutti, non sempre, ma il mondo del privato, soprattutto il mondo del privato profit, su questo tema, cioè su quello del personale, sia per quanto riguarda i numeri e per quanto riguarda le qualifiche, è ovvio che se possono giocano a ribasso, e questo poi determina ovviamente la qualità sia per quanto riguarda il livello di assistenza diretta, sia per quanto riguarda quello che diceva la collega, la relazione con l'ospite. Ricordiamoci sempre che noi stiamo parlando di strutture all'interno delle quali gli operatori, i lavoratori diventano la famiglia di questi ospiti, e se sono la famiglia ci deve essere anche il tempo per instaurare e mantenere quelle relazioni anche affettive che questi ospiti hanno bisogno. Certo. Il problema che oggi è drammatico, perché sappiamo che tra l'altro molti di questi ospiti sono deceduti all'interno delle strutture senza avere la possibilità di avere la vicinanza con i propri familiari, e ancora di più in questo caso gli operatori sono diventati la famiglia di questi ospiti. Poi sulla domanda che ponevi prima, qual è stata la motivazione scatenante di questo contagio così forte all'interno di queste strutture, oggi credo sia presto per fare un'analisi. Tu facevi delle ipotesi e credo che ci siano tutte le casistiche che tu accennavi, perché in alcune strutture possono essere entrate perché magari il personale l'ha portato da fuori e non avendo la mascherina, ricordiamoci che c'è stata una fase in cui era vietato entrare in queste strutture con le mascherine. Sì. Era vietato entrare. Per non spaventare questo, gli ospiti. Insomma, è ovvio che poi è diventato un problema. E io credo che però, finita l'emergenza, che ripeto, dentro queste strutture non è finita, bisognerà davvero con onestà e con coraggio fare un'analisi di quelle che sono state le problematiche, le dinamiche, e trovare quelle che sono poi le soluzioni, perché sicuramente ci sarà un attenuarsi del virus nel periodo estivo, ma però purtroppo, lo dicono tutti gli esperti, con l'autunno, con l'inverno il virus ritornerà e noi non avremo un vaccino, per cui questo tempo
noi ce lo dovremo prendere per rinforzare, per ristrutturare proprio questi ambiti, perché poi quello che sta succedendo davvero non debba risuccedere. Ecco, proprio per far capire i numeri di cui stiamo parlando, abbiamo anche una slide, qui chiedo a commentarla a Maurizio Rizzo, che mostra i dati positività e mortalità per gli operatori e per gli ospiti nell'RSA della Regione Veneto alla data al 27 aprile. Quindi qui fanno capire proprio un andamento di un certo tipo e anche numeri di una certa importanza, di cui si accennava prima come somma totale, no? Segretaria? Sì, sì, ecco, questo è una data, ecco, ripeto, questa è l'ho detto anche prima, una fotografia, insomma. Diciamo, è una data, è un riepilogo, se vogliamo chiamarlo, un riepilogo chiaramente di una situazione che da ormai quasi 2 mesi noi stiamo ogni giorno puntualmente e congiuntamente insieme appunto ai colleghi della funzione pubblica e anche ai colleghi della Federazione dei Pensionati, insistendo con la Regione Veneto perché questi numeri sono allarmanti. Purtroppo non sono neanche quelli aggiornati perché ieri sono morte 45 persone su Verona. Quindi noi siamo di fronte a una continua, diciamo, emergenza che se l'assessore, la Lanzarin, non si rende conto che il sindacato ha sicuramente una rappresentanza importante di interessi e di problemi e di proposte da fare per tentare proprio di creare una prevenzione o una determinazione per l'autunno, proprio per evitare che questi numeri non si aggravino ulteriormente, sono seriamente preoccupanti. Io credo che veramente non possiamo continuare come parti sociali, come parti rappresentanti dei problemi e il Covid li ha veramente fatti esplodere, che dobbiamo subirli o che dobbiamo comunque raccoglierli e prenderne atto, perché qua ci sono migliaia di persone che sono ospiti, migliaia di persone che sono, tra virgolette, lavoratori, che sono famiglie, che sono persone che hanno tutti quanti, diciamo, principalmente per Costituzione il diritto alla salute, quindi il diritto a star bene, il diritto a vivere bene. Siamo in un ambito di case dove le persone dovrebbero essere maggiormente protette, dovrebbero essere maggiormente coccolate, diceva bene la collega, gli operatori sono la loro famiglia e noi non possiamo pensare che questi numeri siano confortanti. Io non mi sento di dare, tra virgolette, di sentirmi serena e tranquilla perché con la situazione di ieri, con altri morti che si aggiungono, se ne sono aggiunti anche su Vicenza, io credo che ci sia quella necessità di fare rete, di fare squadra, istituzioni, organizzazioni di rappresentanza, sia da parte delle case di riposo, sia da parte del sindacato, e qua bisogna veramente lavorare per costruire quello che sarà il nuovo stato sociale dentro le case di riposo, la nuova assistenza socio-assistenziale, questo che noi dobbiamo fare insieme. Questa è una tabella che a me fa preoccupare. Ecco, invece volevo chiedere la sostenibilità economica, Mari Pallaro, è un altro aspetto rilevante perché si migliorano, ma che si migliori tutto, che è fondamentale, basta che però le famiglie possano sostenere queste spese. Già sappiamo benissimo che sono per lo più insostenibili, che ci vuole supporto, cioè che la pensione non è sufficiente, ci vuole il supporto della famiglia, la famiglia ha già grosse difficoltà, ne avrà ancora di più adesso come periodo a venire, quindi più di tanto non è possibile chiedere in più a fronte di magari costi crescenti. Come si può fare? Allora, già oggi tante strutture, molte strutture hanno un problema di sostenibilità economica, perché ovviamente l'andare a sostituire il personale che è risultato infetto con nuovo personale, ma duole parlarne in termini così crudi, però purtroppo dobbiamo farlo. Il numero degli ospiti che sono deceduti assieme al vincolo di non far entrare nuovi ospiti dentro le strutture fin tanto che non sarà finita l'emergenza, o comunque le famiglie oggi
anche dove ci fosse la necessità, ovviamente sono molto attenti a non portare i propri familiari all'interno delle strutture, sta creando un grosso problema di sostenibilità. Questo si somma ai problemi che già avevamo, perché se, come dicevamo, già prima noi avevamo un problema di sottodimensionamento del tipo di personale e del numero di personale necessario, perché l'anziano che oggi noi troviamo all'interno di queste strutture è un anziano che ha molteplici malattie e molteplici bisogni, e non è più pensabile che il numero delle persone che oggi sono all'interno di queste strutture per assisterle sia sufficiente. Per cui è anche ovvio che non possono essere aumentate le rette. Già le rette avevano dei costi pesanti per le famiglie, diventeranno ancora più pesanti perché noi stiamo parlando dell'emergenza all'interno di queste strutture, ma sappiamo tutti che questa emergenza ci sta creando e ci creerà problemi economici trasversali all'interno delle famiglie, per cui bisognerà proprio rivedere completamente il sistema e ci dovrà essere da parte della Regione, ma io dico da parte di tutte le regioni, da parte dello Stato, di un impegno ad andare a integrare quella quota che è di assistenza sanitaria che oggi purtroppo ricadeva nell'ambito delle famiglie attraverso una ipotetica quota sociale, ma che di fatto sociale non è, perché abbiamo anche visto che a fronte di malati che venivano ricoverati nelle strutture sanitarie, quelli che non erano ospiti di case di riposo, non solo in Veneto, ma in tutta Italia, la scelta è stata quella di mantenerli all'interno delle strutture. Mantenere all'interno delle strutture vuol dire garantire poi a questi ospiti un livello di attenzione sanitaria che non è quella ordinaria. E questo, per quello prima dicevo, noi dobbiamo ripartire da questa esperienza per non rifare gli stessi errori e soprattutto per mettere mano a un sistema che credo rappresenti la civiltà di un paese ed egoisticamente devo dire anche il futuro di tutti noi, perché oggi noi ne siamo qui che ne parliamo perché rappresentiamo una parte i lavoratori piuttosto che gli ospiti, ma sappiamo tutti che domani potremmo essere noi stessi parte dentro quel sistema e credo che insomma sia compito di tutti noi attrezzarci perché insomma ci sia una dignità anche in questa fase della vita necessaria. Assolutamente. Un ultimo aspetto, qui chiedo la collaborazione appunto della segretaria Maurizia, per quanto riguarda la preparazione e dare una maggiore qualità alla figura dell'operatrice, dell'operatore, dell'operatrice all'interno di queste strutture, è fondamentale anche per evitare un turnover abbastanza frequente, no? Sì, allora io credo che sia arrivato anche il momento che gli operatori sociosanitari abbiano da essere liberati di certi compiti che sono quelli sicuramente di concentrarli nel dare e curare la persona, quindi la persona, l'ospite, nella sua, diciamo, nella sua persona fisica, ma anche nel suo aspetto psicologico, nella sua relazione e anche proprio nella sua, nel rapporto, nella relazione che si costruisce affettivamente all'interno di una quotidianità. E vanno liberate quelle funzioni che sono quelle dei spazi comuni, le pulizie, il riordino degli armadi, tutta una serie di aspetti che sicuramente possono essere fatti da altri operatori e quindi bisogna ricreare i piani di lavoro proprio per creare una condizione maggiore di maggiore operatività per gli ospiti, per la cura delle persone, certo. Questo che abbiamo bisogno. E il fatto di insistere a programmare anche con la Regione nuovi corsi per gli operatori sociosanitari e insistere anche sulla programmazione dei nuovi parametri con proprio una visione di una nuova assistenza, di una nuova attenzione, di una nuova cura e proprio di una nuova costruzione di queste politiche. Proprio per quello che diceva anche la collega, oggi è un'occasione, ci hanno insegnato che sicuramente qui anche la tecnologia può aiutare, certo. Aiutare gli anziani, sfruttare tutte le risorse possibili. Sicuramente gli operatori, può aiutare i familiari
Io credo che i familiari abbiano da avere un ruolo anche all'interno nel prossimo futuro, come ce l'abbiamo noi all'interno della rappresentanza, con i comitati di sicurezza che andranno sicuramente costruiti nelle case di riposo per garantire e per dare garanzia agli ospiti, ma anche ai familiari che sono a casa. Lì una rappresentanza ci deve essere anche per loro, perché Certo. oggi c'è proprio bisogno di avere quella serenità di sapere che le persone care sono in un posto sicuro, non Certo. come purtroppo oggi abbiamo assistito, ma nel futuro bisogna proprio lavorare sulla sicurezza, sulla certezza che vale per tutti, per gli ospiti, i familiari, per gli operatori e chiaramente per una società come quella della Regione Veneto, ma di tutta la società civile, che aiuta veramente a dire che siamo un paese, diciamo, moderno. Solo Grazie. così si può Certo. dire che abbiamo fatto il nostro dovere. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, quindi grazie Mari Pallaro, segretaria generale Funzione Pubblica Veneto della CIS, grazie Maurizia Rizzo, segretaria Fisascat Veneto CIS, grazie a voi di averci seguito e naturalmente ci vediamo prestissimo per un altro appuntamento. Buon proseguimento, buona serata.